Centro anch'io, centro anch'io. Amici ben ritrovati, cammin facendo, siamo giunti all'ultima puntata di questa stagione di Centro Anch'io. Bene, siamo qui in piazzetta San Domenico. Centro anch'io. Un tempo San Lorenzo aveva una chiesa gemella a fianco, la chiesa di San Domenico. Pensate, pare fosse stata fondata da San Domenico in persona nel 1218, quando soggiornò a Brescia, ospitato dal vescovo Alberto da Reggio. Nei secoli successivi il convento di San Domenico, che si estendeva a sud fino all'attuale via Vittorio Emanuele II, divenne molto importante. Durante il Cinquecento i suoi chiostri furono affrescati dal Romanino ed ospitò personaggi storici come il predicatore eretico Savonarola e San Carlo Borromeo. Purtroppo nel 1797 il governo napoleonico chiuse il convento e depredò tutte le opere di valore artistico, disperdendole. Da allora iniziò il declino di San Domenico. Prima nel 1847 fu trasformato in ospedale, subendo grossi interventi di riconversione. Poi nel 1883 la chiesa fu rasa al suolo per costruirvi dei bagni pubblici. Il convento invece fu pesantemente bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale e gran parte del complesso venne infine demolito tra gli anni 50 e 60 per far spazio a nuovi edifici, tra cui la Camera di Commercio. Si dice che la creanza, la sta be, accade il diavolo, la sta be a poche. Centro anch'io. 60ª e ultima puntata di questa stagione di Centro Anch'io, la creanza, la sta be, accade il diavolo. Sta bene anche nella casa del diavolo. Che cosa? La Creanza. creanza. Cos'è la creanza? È l'educazione. Bravo, sta bene anche accade il diavolo. Che quindi è meglio essere educati anche nella casa del diavolo. E lei è stato educatissimo con noi, la ringraziamo. Mancherebbe. Grazie. Buona giornata. La creanza, la sta be anche accade il diavolo, ovvero La creanza che ti crea. per credere, crederci di essere migliori, sta bene anche a casa del diavolo. Sai cos'è la creanza? Le buone maniere. Tu che hai a che fare con tante persone negli alberghi, ci sono sempre le buone maniere, la buona educazione, Sempre di meno, purtroppo è da dire, sempre di meno. anche nei grandi alberghi. Soprattutto nei grandi alberghi. Delusione. Sì, perché ti aspetti da un determinato tipo di servizio di approccio, ti aspetti anche una risposta di un altro tipo. Bocca al lupo per tutto, grazie. Grazie a voi. La buona educazione, stai bene dappertutto, per tutti. Proprio vero questo, eh? Speriamo. Sì, ok, sono d'accordo. La creanza, cara Carla, la sta be anche accade il diavolo, sia a Brescia che a Milà, ovvero Ovvero la confidenza, la creanza, le buone creanze de una volta. le credenziali. Sono più bresciano io. È 20 anni che qua, eh? Ah, adesso ce lo dice. C'era l'ha istituzionato bene. Beh, insomma, le buone maniere, la buona educazione, La buona educazione, scusami, la sta be anche accade il diavolo. sta bene anche alla casa del diavolo. Bene, spieghiamo allora anche quest'ultimo detto che ci ha tenuti compagnia. La creanza, la sta be, accade il diavolo. La creanza, la buona educazione, sta bene ovunque, ci vuole dappertutto, anche a casa del diavolo. Bene amici, siamo giunti anche quest'anno all'ultima puntata, ne abbiamo realizzate 60 e in tutte queste 60 puntate abbiamo voluto raccontarvi la nostra città, le bellezze architettoniche, artistiche, storiche, le chiese, i palazzi, i musei, i monumenti, insomma tutto quello che abbiamo potuto e che non avevamo raccontato nella precedente edizione. Vi ringraziamo davvero tutti quanti, siete stati numerosi, abbiamo avuto un grande consenso, ringraziamo anche tutte le persone che gentilmente e simpaticamente si sono sottoposte a rispondere ai nostri detti dialettali che in ogni puntata ci hanno fatto compagnia. Voi siete stati davvero tanti e ci fa molto piacere.
A proposito di ringraziamenti, visto che è l'ultima puntata, permettetemi di ringraziare con tanto affetto anche la nostra direttrice artistica Maddalena Damini, la direttrice editoriale Nunzia Vallini, che hanno creduto fortemente in questo progetto, e gli amici, compagni di squadra di questo piccolo lavoro, ovvero Adriano Bernasconi per quanto riguarda i testi, Piero Galli per le musiche, le nostre sigle, la musica di accompagnamento, Emanuele Carpella per il montaggio e la regia. E poi permettete un ringraziamento, un saluto particolare anche al commerciale Marco Marino. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, se Dio vorrà ne faremo altre, vedremo. Grazie a tutti.